Ma i servizi sono soprattutto quelli che permettono una vicinanza maggiore del cittadino, soprattutto anziano con problemi di comorbidità, di poter trovare un medico H24, un medico che può dare una risposta ai propri bisogni di salute, non urgenti, perché per le cose urgenti si va sempre al pronto soccorso, ma non serve più andare al pronto soccorso invece per i cosiddetti codici bianchi, perché nelle case di comunità noi troviamo un medico sul H24, troviamo degli infermieri formati, troviamo dei servizi anche amministrativi che possono dare delle risposte ai cittadini per qualsiasi loro problema. È una vera e propria rivoluzione, è una rivoluzione che è iniziata, quella della sanità territoriale. La nostra regione è da tempo che ci sta lavorando, è stato formato, infermieri, operatori sociosanitari, educatori, altre figure professionali proprio per lavorare nelle case della comunità. Abbiamo anche la presenza di medici in tutte e 6 case comunità H24, qualsiasi ora un cittadino può trovare un medico, e questo ringrazio i medici di medicina generale che oltre all'attività nei loro ambulatori presteranno delle ore in più proprio per coprire l'H24, anche se sappiamo che la Regione Veneto per prima in Italia ha fatto una contrattazione con la medicina di base, con i medici, proprio per la loro presenza sempre più efficace all'interno delle case di comunità.